Quasi 400 le persone ricoverate per Covid negli ospedali veneti, poco meno di 100 quelle curate in terapia intensiva. Numeri che stanno diventando sempre più preoccupanti, specie per l'età dei pazienti, molto più bassa rispetto alle precedenti ondate, anche perché si tratta per lo più di persone non vaccinate che arrivano al pronto soccorso in condizioni già gravi. La preoccupazione è che in realtà, oltre a non vaccinarsi, questi soggetti si automministrino farmaci in maniera non medicalizzata. Tipico l'esempio del cortisonico, che se fatto nei tempi sbagliati può addirittura essere un fattore aggravante della prognosi, mentre fatto nei tempi giusti determina un miglioramento della prognosi, ma sono cose che bisogna sapere, è un atto medico e non può essere frutto della lettura su Google di alcune informazioni date chissà come, chissà quando e chissà da chi. Tra tutte le province del Veneto, la più preoccupante resta Padova. Sicuramente arrivo in ospedale quando la situazione clinica è particolarmente grave e pertanto dobbiamo intervenire in maniera intensiva. Certo che la situazione della provincia di Padova è la situazione più pesante del Veneto, con oltre 4.600 casi attualmente positivi e registriamo centinaia di casi appunto ogni giorno. Nonostante tutto, la vera sfida resta preservare l'attività ordinaria degli ospedali, mantenendo molti reparti e soprattutto alcune terapie intensive riservate ai pazienti no Covid. Pazienti che arrivano gravi in pronto soccorso richiedono supporto ventilatorio o monitoraggio intensivo, comunque sono ancora tutti lì, insomma. Stiamo gestendo tutto, però sicuramente è un problema.